Prefettura sguarnita. Villa Sogliani deserta. Il prefetto Maria Augusta Marrosu non si vede, dicono essere già in vacanza. Mi spiace, guardi, non rilascio nessuna intervista. Mi spiace, la saluto e buon lavoro. E non vuole commentare. Il prefetto di Treviso venerdì in Consiglio dei Ministri verrà destituita dal suo incarico. Una notizia arrivata ieri in serata, ma già ampiamente annunciata dai fatti di Quinto di Treviso. Ho detto che ce l'aspettavamo. Così anche il sindaco di Quinto, che ora dice di attendere pure le dimissioni del ministro Angelino Alfano. E slitta alla prossima settimana la visita del prefetto Mario Morcone, prevista inizialmente per giovedì. Il capo del Dipartimento Immigrazione del Ministero dell'Interno l'ha scritto in una lettera inviata al sindaco Manillo, condivisa in mattinata con i sindaci di Casier e Vittorio Veneto, tra i più coinvolti nell'accoglienza di migranti richiedenti asilo. Spero che il prossimo prefetto abbia ovviamente la capacità di coinvolgere in maniera migliore tutti gli enti dalla regione, provincia e comuni che sono cointeressati a questo problema. Quote certe e definite, accoglienza diffusa e non grandi centri, coinvolgimento ma anche fermezza. Queste le richieste dei sindaci trevigiani. Obbligare ogni comune, ogni amministrazione comunale a prendere una quota residenti. I miei 19 che ho da ormai mesi non stanno creando nessun problema, si sono integrati, 100 sono un problema, però abbiamo scelto di essere responsabili su questo, non istigare, non aizzare. Stiamo valutando, monitorando giorno per giorno con la cooperativa le cose che possono essere fatte per i nostri cittadini.